Da Sergio Bruni a Nunt Scurdà, che di Carmela n'è quasi la figlia. Il nostro viaggio culturale a Napoli ci porta oggi a incontrare Raiz, che ha da poco rilasciato Si l'amore o contrario era morto. Sono Corrado Parlati e vi do il benvenuto in questa nuova intervista. Partiamo proprio da Si l'amore o contrario era morto, un bellissimo omaggio a Sergio Bruni. Ma qual è il suo primo ricordo legato a Sergio Bruni? Eh, beh, ne ho tanti, però forse il primo è ma di aver ascoltato le sue canzoni mentre stavo a casa di una mia zia ai quartieri spagnoli. Nel- Tra l'infanzia e la prima adolescenza ho chiesto ma chi è questo che canta? Questo è Sergio Bruno. Ho detto ah ok. Ero ancora inconsapevole, cioè la musica era qualcosa che mi interessava, cantavo tanto, sentivo le canzoni e le riproducevo e quindi volevo sapere insomma a chi apparteneva questa voce così come dire, questo filo di voce, no? Questa cosa così soave. Sergio Bruni arriva dalla periferia a Napoli, portando con sé un background anche rurale, se vogliamo. Qual è stato l'apporto che ha dato alla canzone classica napoletana? E innanzitutto, come dire, secondo me l'ha fortificata proprio con questa sua qualità. Cioè la canzone napoletana spesso ha rischiato, no? Come dire, la troppa patinatura, la troppa levigatura. Bruni è uno che è molto solido, ha questo canto virile così ieratico addirittura. Secondo me ha fortificato, cioè ha creato uno stile e l'ha molto fortificata. Almeno questa è l'impressione che fa a me. Ci sono due versi che mi hanno colpito particolarmente ascoltando questo disco. Il primo è quello che dà il titolo al disco, Si l'amore o contrario era morto. E il secondo è Se facetta croce con l'acqua e mare, che troviamo in Nabruna, che è al centro di questo disco. Che riflessioni le hanno dato questi versi, che potrebbero essere due immagini meravigliose di questo progetto? Beh, tutte e due mi riportano a cose che hanno a che fare con la religione in qualche modo. Se l'amore o contrario alla morte, ho chiesto all'autore Salvatore Palomba se si fosse ispirato al Cantico dei Cantici, perché c'è un verso nel Cantico dei Cantici, nel capitolo 8, che dice forte come la morte e l'amore, cioè nel senso proprio uguale e contrario, quindi è proprio se l'amore è contrario alla morte. E no, lui dice di no, e io però, la forza di quel verso mi ha sempre colpito e risentirlo in Carmela è notevole. E la seconda cosa è la croce con l'acqua e mare, la fatta croce con l'acqua e mare intende, non so, un giuramento rafforzato, no? Una testimonianza di fede e di lealtà rafforzata da quest'acqua, dal bagno dell'acqua di mare. Allora ho pensato, ma sarà più importante la croce o l'acqua di mare? E poi ho pensato che forse è più importante l'acqua di mare, con tutto il rispetto per le religioni, per la religione e per le religioni, che spesso dividono, invece l'acqua di mare unisce sempre, ci fa sentire tutti un'unica famiglia. E sicuramente quest'idea di mettere la mano nell'acqua per rendere ancora più sacrale il contatto con la terra, con l'elemento amniotico, è sicuramente precedente a tutte le religioni. Se l'amore contraria la morte, a tu sei, si rimane soltanto speranza, a tu sei, non può far aspettare fino a dimani. Stringimi le braccia questa sera, Carmela. Nel disco Napoli è ovviamente una protagonista, Napoli dolce amara, ma anche Nuova Arcuscenica, come la definiva anche Edoardo, un teatro a cielo aperto. Lei nel corso della sua vita si è dovuto anche allontanare da Napoli per andare a Milano, come racconta anche nel Bacio di Brianna. Qual è il suo rapporto con Napoli oggi e che ricordi ha di quei giorni lontani da casa? Napoli è un posto da cui ti puoi allontanare, ma poi non riesci a allontanare lei da te. Ecco, il punto è che io
vengo da una famiglia comunque popolare e tradizionale, comunque ha sempre conservato un forte legame con la città, anche quando non era in città. Io poi mi chiamo Gennaro, insomma è difficile allontanarsi proprio, Certo. far finta di essere qualcun altro. Ci ho provato con Raiz, però poi alla fine no, poi mi sono reso conto insomma, che Gennaro è proprio probabilmente la mia vera essenza, la mia essenza, quello che ci sta proprio nell'ipotalamo, non so come dire. È un punto di riferimento. È un punto di riferimento che sta sempre lì anche quando vai via. È un mondo, come direbbero oggi, uno state of mind Napoli, cioè un modo proprio di pensare che fa proprio. I suoi figli sono abbastanza simili anche quando stanno fuori. Io sono molto contento di questo, anche se mi manca molto. Io ci vengo. Ci venivo più spesso quando avevo i miei genitori in vita, adesso non ci sono più, mi capita di meno e il lavoro mi porta sempre in giro, però sto ripensando a un ritorno. Parlando di ritorni, facciamo un tuffo nella storia artistica di Raiz, Nunto Shkurda, che è anche una storia di Napoli, oltre che una storia della donna protagonista della canzone. Come è nata questa canzone e che riflessioni le lascia 27 anni dopo l'uscita? Nunto Shkurda nasce dai racconti che faceva mia madre, che appunto nella sua infanzia quartierana, nel 44-45, lei che aveva vissuto tutto quel momento terribile, no? Della prostituzione di massa, ben raccontato dolorosamente da Curzio Malaparte nella Pelle, sono tutte cose molto, molto vere. A quell'eco lì, ma poi ripensandoci bene, quando poi alla luce di Carmela, in definitiva è soltanto la versione di un fan di Sergio Bruni probabilmente, è come dire, è figlia anche di quella canzone lì, sia nel modo di cantare, nell'approccio, nell'atmosfera e nei sentimenti evocati. Arriviamo alla fine di questa chiacchierata, il disco ha un colore viola, che è un colore che potremmo anche considerare un po' sfortunato per gli artisti. Com'è nata questa scelta? Io non sono superstizioso, cioè è nata per una questione artistica. Diciamo che il grafico che ha fatto la copertina, che si chiama Francesco Curci, conosciuto nell'ambiente come Paura, è uno insomma, molto molto bravo, e mi ha proposto questa copertina. Quando ho visto il viola ho detto, la copertina viola. Non ho potuto non pensarci a questa cosa. Poi ho detto, ma sapete che c'è? A me non importa proprio, perché comunque il viola è bellissimo ed è il viola, in realtà i musicisti insomma, lo ritengono un colore sfortunato, perché nel periodo di Quaresima, quando appunto le chiese erano addobbate con il viola, non si potevano fare gli spettacoli, quindi erano 40 giorni di fame probabilmente, ma i tempi sono cambiati. Questo viola anzi a me ricorda proprio le chiese addobbate dei quartieri spagnoli di quel periodo, dell'inizio della primavera, magari qualche volta in una Napoli piovosa, e addirittura questi addobbi che si riempivano d'acqua e di polvere, no? stando per terra. E io ho questo ricordo, è un ricordo che mi evoca dei momenti belli della mia infanzia. Il viola l'ho usato, mi piaceva proprio l'effetto che dava. Gennaro, io la ringrazio, è stato un onore. Grazie mille.
Quando ora vale la pena